Sembrano match scontati, ma i paradossi rendono le partite più incerte fino all'ultimo secondo. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo. Il super giovane Castellammare, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Marc Cabrera con il destro, è un passaggio, è uno schema, Billetta calcia da fuori, centrale per Di Paola. Nuovo recupero dei trapanesi, pallone in mezzo, Taibi quasi spalla alla porta, il pallone passa, Frisella, palo! Il pallone resta in aria, poi viene spazzato forte e c'è il cartellino giallo. L'anticipo proprio di Frisella, lancia Ba, area di rigore, tocco verso Taibi, Mendia si lamenta un fallo. La battuta in mezzo, Maltese di testa, poi Frisella al volo. Fuori. Frisella col mancino in curva. Mané. Ba perde tempo Mané. Ba ne approfitta. L'1-0 del Castellammare con Malik Ba. L'errore in fase difensiva di Manuel Mané. Batte l'angolo, parte Frisella, primo palo, il colpo di testa di Adamo. Pallone girato ancora, Ronde scambia tanto la super giovane Cabrera in mezzo a tre, riesce anche a calciare. Cabrera, alto, grande occasione per la super giovane, per Taibi, al limite in mezzo a tre, Taibi cade, non c'è nulla. Barriera 2 per il Castellammare, parte Cabrera forte dentro, colpo di testa di Pennisi sul fondo. Billetta, Mendia lo segue, cross basso in mezzo, Maltese, un po' di fatica, c'è anche Ronde, si gira, calcia largo. Lo stop di petto. Orosco rischia, e infatti il pallone viene recuperato da Pizzolato. Lo propone verso il centro, il tiro di Pittanza, la parata di Campodonico, il pallone è rimasto lì, il lancio lungo di Mané, rovesciata, provata, poi il tentativo di Maltese, la super parata di Samuele Di Paola. Piazza la mantiene in campo, riciclato da Tarantino, mette in mezzo basso il tacco di Pittanza, sale anche Lautaro Campodonico dalla porta verso l'area avversaria, punizione di Cabrera, cercato proprio il portiere che la colpisce di testa. È ufficiale questa vittoria incredibile del Castellammare, 1-0 a Castelbuono sulla super giovane. Ha deciso Ba al 31esimo su un errore in difesa di Mané.